No, I'm not a writer. Allora, io ho visto che mi tocca sotto la finestra, quindi mi sta più in fuori di là e si vede brutto, no? Qua, perché sotto qua la finestra è più sporgente, c'ha il, vedi, tipo questo sottobordino c'è anche sotto, no? E allora noi che siamo ignorantoni, da qua a qua, che mi sono già fatto il segno, tagliamo via quel mezzo centimetro. Vediamo se ho fatto bene, se basta, se no accorciamo ancora, vediamo. Allora, tu incastrato là in fondo e tu ancora un po'. Cazzo, c'era un biadesivo prima che aveva dell'illegale, non si toglieva, una roba incredibile. Perfetto, direi. Perfetto, adesso è bello steso bene, perfetto. E adesso da incollarlo qui, non so se incollarlo con il Bostik o cosa, perché il tipo là aveva messo un biadesivo che era una roba mostruosa. Ma sì, dai, via di Bostik. Dov'è che sei adesso? Dov'è che ti ho ciula? Eccoti qua, l'ho messo. Comunque è avanzato dei pezzi per quello, per questo qua, al posto di questo sotto gli metto questo, così è tutto pandan. In più c'è anche il tappetino, bello, guarda. Tappetino house. Allora, via di Bostik, quindi state fermo così e gira qua così. Direi che forse è meglio metterlo qui il Bostik piuttosto che sotto. Eccolo qui al millimetro, al mm. E adesso abbiamo due libretti, altri due qua e altri qua, che non pesano un cazzo, ma cos'altro gli metto io che pesa? Biscotti che sono pieni, poi cos'altro ho di pesante? Non ho niente di pesante, porca miseria. Cazzo metto di pesante? Vedi, in camper andare via leggero e dopo non hai più la cosa pesante a mettergli sopra. Niente. Beh, intanto questo pesicchia è arrivato, cazzo, quello famoso che avevo visto su Amazon, che era finito, no? Vedi, è ritornato, è la telecamera posteriore col monitorino e anche il telecomandino, questo per cambiare le modalità. E non vedo l'ora, sì, mi serve l'elettrauto per montare. Ecco qua, tu hai qua che pesicchi, però volevo buttarvi ancora un altro po' di peso. Cosa vi butto? Di Scarface no, che mi serve, non usarci. Vabbè, facciamo il bagno intanto. Bon, adesso uno di questi era quello del bagno, ma quale? Probabilmente secondo me questo. Visto che casino, che repeton. Che casino! Come faccio a farti vedere io adesso qua? Ecco, sei seduto sul mio bellissimo cesso. Allora, eccolo qua, sì. Perché se io tolgo questo ci avevano messo l'isolante sopra, hai capito? Quindi sarebbe una gran rottura togliere questo. La donna è un mobile, un comodino o un armerone, dipende dalla dimensione. Il vento, no, così mi va nel mosca, e tutti i coglioni, da quant'è che sei qua? Porca troia. Ma fate una famiglia, no? E poi ritrovare i buchi? Vabbè, è facile, gli metti questo e lo buchi sopra, è una cazzata, ok. Lo Yuri è un mobile, un comodino. Ehi, ciao mister, so a far mestieri. Com'è? Devo cambiare il coso del bagno là. Ti fai vedere, sono fatta a parete, vedi tu? Qualche volta. No, l'ho fatta al lobby di Treviso.
Costa l'ira di Dio, però bella roba, tanta bella roba, tanta. No, è rotto il motorino. Quel cavallo. Mi pensai che fosse manuale addirittura. Magari. No, io ho fatto stupido. Intelligente era il motorino più manuale. Leva manuale. Questo no? Questo è il motorino. Però ho fatto cavare tutto quel che era l'impianto elettrico, il telecomandino, eccetera. Fanno ver cazzai, roba che fa peso, roba inutile, insomma. Cioè, mi vuoi spogliare, proprio superfluo. E vuoi far cavare anche il motorino, ma mi ha detto no, guarda che il motorino l'è fatto in un modo che fa la staffa. Che bella vita! È passato il fan locale a trovarmi, siamo stati a ciaccolare e che ti saluto, ti risaluto, rinnovo i saluti e adesso passa un altro mio amico con le birrette. È simpatico, peccato che devo ospitarlo qua nell'altro posto, quello meno bello, perché da stasera dovrebbe piovere di brutto e quindi siamo qua. Il coso qui si è asciugato, buono, molto buono. E io come lavoretti di oggi ho fatto, volevo solo, no dai, gli do un'altra stecca qua, vedi che si sta scollando con il Bostik e la mascherina è la GoPro che si è staccata. E che come faccio? Sarebbe uno stuzzicadenti che non ho, ecco cosa devo comprare, gli stuzzicadenti, perché li stavo per comprare, perché ho detto devo comprare gli stuzzicadenti, ma poi ho detto ma cosa mi servono gli stuzzicadenti? E non li ho comprati, in realtà devo comprarli proprio perché mi servivano a qualcosa, non per pulirmi i denti ma per spalmare la colla dentro gli angolini, la roba di precisione. Va bene, dai, domani. Allora, ok, il coso del bagno, se il pannellino di legno dovevamo staccare, non si stacca manco per il piffero, cioè si spezza proprio ma non si stacca, sai che gli ha messo della colla ai proprietari precedenti. E allora gli impetto sopra questo, l'unica cosa è che purtroppo si vede dopo il dislivello, no? Che va fuori, però io mi inventerò qualcosa di sicuro. Io glielo metto direttamente, è proprio una buona roba il Bostik, è solo che sarei veramente curioso di sapere che razza di biadesivo ha usato per i coprimobili, sai quello con i girasoli, no? Per staccarlo ho dovuto usare la taglierina, giuro, ci ho provato in tutti i modi a staccarlo, niente da fare, ho dovuto tagliare diciamo di lato, no? Per così, orizzontalmente, il che spuzza che sa il Bostik, il biadesivo, no? Peccato solo che fa i fili ogni volta, vabbè. Quindi quando si usa il Bostik avere sempre dietro uno Scottex. Boh, vai biondo. Adesso per tenerlo fisso, niente, devo tenerlo a manina. Allora così e se a livello perfetto con lo specchio. Ok, è tutto perfetto, ma come cacchio lo tengo fissato adesso? Che vedi sotto che si stacca, Dio buono, andrebbe scotch. Si fa con quel che si ha, con quel che si può. Allora intanto vai su il più possibile, devi toccare là, perfetto, bravissimo, stai là, bravo, perfetto, e così intanto sta su al livello dove deve stare. Ok, e adesso per lato così resta schiacciato. Carlo ritorna dalla guerra, lo attende la sua terra, coprendolo d'onor. Na 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 ni 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 na 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 na. Allora là, boom, lasciamolo asciugare e via. Sì, dopo quando avrò voglia devo smontare i mobili del bagno, quelli alti, e riverniciarli, in più anche tutte le portelle. Ho preso il blu, il bagno diventerà bianco e blu. Stupendo, stupendo. In più, guarda, ora cosa avevo preso? Questo decor qua, perché avevo pensato di metterlo, occhio. Ho pensato, siccome ci sta, è tutto marroncino, no? Ci sta bene col discorso camper, o di farlo qui, che ci starebbe perfetto in mezzo a questi due in teoria, se no da metà specchio a qua. Bisogna vedere come cade, vediamo subito. Senza aprire la colla, ma solo... Ah, buono, è strettino. Ah, ma è da dontare. Ma se sei da dontare io come faccio a capire? Allora vado ad occhio. Quindi
ti appoggio qua, no scusa, qua è il tuo centro, sta buono, sta dritto, sta bravo, ecco, quello è il tuo centro, quindi andiamo avanti così, restando più o meno dritti, no perfetto, guarda, arriva qua perfetto, cioè da qua posso partire e attaccarlo là, 1, 2, 3, 4, dovrebbe arrivarmi, sì, avanzo anche, buono cazzo, molto buono. La paura che avevo preso quando non partiva più la GoPro dopo aver messo la colla, no, che avevo tolto la batteria. Comunque eccolo qua, guarda che roba, è una roba incredibile, non so che razza di biadesivo è, mai visto un biadesivo così. Guarda che anche quando abitavo nella casa, che dovevo attaccare una ciabatta, anche leggera, a testa in giù sulla scrivania, ho provato di tutto, non c'era verso, col caldo si scollava tutto, e questa, guarda che roba. È una roba assurda, chissà dove cavolo l'ha comprato sto biadesivo qua. Ecco, ho provato biadesivi veramente da soldi, ma nulla a confronto di questo. Certo che pensavo, ne parlavo anche prima, e alla fine sono già partito, mi sono già trasferito, solo che cazzo l'ho fatto a 20 km da casa, porca troia. Io non potevo farlo in Toscana, no? Cioè trovarmi un lavoro in Toscana, vabbè dai, per adesso è così. E spero tanto per le ferie, cavolo, io voglio fare le ferie in Toscana, bellissimo. Mi ero puntato tutta a Livorno, cioè c'ero già stato tante volte, l'ho fatto un po' tutta e stavolta ho scelto Livorno, però non nelle spiagge che ero già stato, altre spiagge. E sono stato là con cura, con Google Maps, vista satellite, perché sai, è un po' tipo la Brussa, no? Che ti ho fatto la puntina alle spiagge che volevo andare. Per arrivare in spiaggia non è che hai la città, tipo qua, città e 20 metri sei in spiaggia, no, là hai tipo un bel pezzo di campi e di bosco e per stradine di sterrato e dopo hai la spiaggia, le zone che volevo visitare io. E quindi io dal satellite avevo guardato tutto ciò che poteva essere un parcheggio, no? I spiazzetti, allora ho puntato parcheggio, e cazzo, ero tutto, vabbè, tutto straorganizzato, però appunto so che se io vado lì e c'è il sole che batte con quella luce lì che mi accende e poi c'è traffico e vado su traffico pesante, vado in panico, anche perché purtroppo vado in panico perché sai i problemi che momentaneamente ho, insomma, che d'estate c'è i periodi che mi vengono su ste cazzate e di solito c'è il periodo Ferragosto, la gente dove va? O in Croazia o va in Toscana, cioè le mete di solito più gettonate, chiaro anche Sicilia per carità, però diciamo almeno quelli delle mie parti di solito è Toscana e Croazia, porca miseriata. In Croazia mi pare che c'erano, non mi ricordo se era Slovenia o Croazia, molti problemi col camper a parcheggiare in libera e io in campeggio ragazzi no. E il cane deve avere l'antitetanica e probabilmente altre rotture di coglioni. Poi non vorrei mai che in Croazia, se che ci sono le liste dei cani proibiti in certi posti, possono essere, se trovi lo stronzo, possono essere veramente problemi, cioè che ti tengono lì il cane, cioè questo assolutamente no. Chiaro che prima di fare una roba del genere mi informo seriamente e non vado a rischiarmi, il cane è pericoloso per nulla al mondo, però capisci, ma quante cazzate, porca puttana. Dovrebbero vietare anche questi qua. Alla fine con questo io posso prenderlo e piantarglielo in pancia a uno, però forse non è tanto questo, è chi lo pianta, capisci? Uguali i cani, uguali i pitbull, uguale tutto quello che vuoi, ma anche hai un pitbull tirato su male, tirato su da culo, maleducato, aggressivo, tutto quel cazzo che vuoi, dico pitbull piuttosto che qualsiasi altra razza, comunque te lo tieni al guinzaglio, comunque stai attento, lo tieni a distanza, cioè eviti certe situazioni, cioè, a testa fioi, a testa, il buon senso, cazzo, oh.